Professore, che novità sostanziali porta appunto questa ricerca? La ricerca di cui noi parliamo riguarda il trattamento attraverso metodiche non tradizionali della dipendenza da cocaina. Abbiamo visto che un cervello reso ipofunzionante da un uso cronico di cocaina può essere rivitalizzato e tornare sano attraverso la stimolazione di onde elettromagnetiche che, arrivando alla corteccia del cervello, sono in grado di attivare una debole corrente elettrica che neuroplasticizza, quindi fa tornare sano un cervello che si era ammalato funzionalmente, cioè non anatomicamente. Non si era rotto qualcosa, aveva smesso di funzionare bene. Questo quindi non per tutti i casi comunque. Per tutti i casi di dipendenza da cocaina. Ecco, le controindicazioni sono solo l'epilessia e i portatori di pacemaker, grosso modo. Quindi non c'è differenza tra dipendenza da molti anni, pochi anni, deve essere soltanto che non ci sia una rottura, dicevo. Non ci sono rotture per definizione stessa del tipo di sostanza utilizzata. Noi abbiamo pazienti che da 35 anni facevano cocaina e non riuscivano a smettere e che adesso da un paio d'anni non la toccano più perché non hanno più interesse. Quindi non è una questione di durata dell'uso. La pubblicazione è recente, quindi appunto. La pubblicazione è stata messa online il 4 dicembre di questo mese. Qualche dettaglio in più sulla brevità di questo tipo di intervento? 12 minuti di stimolazioni magnetiche per 5 giorni consecutivi il primo trattamento e poi altri 12 minuti ogni settimana per circa 12 settimane. Allo stato attuale questo è il protocollo di sicurezza, ma stiamo lavorando per vedere di renderlo ancora più breve. Dove è applicato fino a questo momento? Fino a questo momento è applicato dal gruppo di ricercatori che attualmente siamo noi qui a Padova, l'IRCS a Venezia e Washington Bethesda a Chicago, il professor Tommy Raji e la professoressa Annalena Venneri a Sheffield e anche a Venezia.